Amici del volley, ben ritrovati con Zona Volley. Inizia una nuova stagione, inizia con una puntata speciale. Parleremo di nazionale italiana femminile, ci troviamo al centro commerciale Le Piramidi di Torri di Quartesolo. Venerdì, sabato e domenica prossimi ci sarà la nazionale italiana femminile assieme alle nazionali di Serbia e Spagna per un triangolare di altissimo livello fra Vicenza e Bassano del Grappa. Al mio fianco il direttore del centro commerciale Le Piramidi, Lorenzo Padovan. Buonasera. Buonasera. Abbiamo appena festeggiato alcune atlete della nazionale italiana femminile proprio qui perché il centro commerciale Le Piramidi è lo sponsor, diciamo, più importante e principale di questo triangolare. Sì, noi ci siamo lasciati convincere dalla FIPAV in questa avventura e abbiamo voluto inaugurare qui l'evento, segnare qui la partenza dell'evento, presentarlo qui con le giocatrici, proprio perché per quest'anno il triangolare prende il nome dal centro commerciale. Il nostro centro quest'anno festeggia il suo 20° anniversario di attività, per cui ha ritenuto opportuno partecipare, collaborare in quello che è l'evento sportivo più importante del territorio, per cui l'evento con FIPAV, il triangolare di pallavolo femminile. Tantissima gente, tanto calore attorno alla nazionale già dal primo giorno qui a Vicenza. D'altronde a Vicenza 9.000 tesserati, quasi 100 società sportive di pallavolo. La pallavolo è un grande movimento sportivo. Sì, ci siamo resi conto subito che in ambito femminile la pallavolo è l'unico vero sport, un po' quello che è il calcio per l'ambito maschile, per cui noi che da sempre siamo un po' attenti a quelli che sono gli sport, se vogliamo minori, però con un ampio seguito. C'è stato con le piscine di Vicenza la collaborazione di 2 anni fa, con lo stadio dei bambini prima ancora. Cerchiamo nell'ambito del territorio di sposare quelle attività che raccolgono molta passione, molta gente e che rappresentano forse il vero tessuto sportivo di Vicenza. Allora, Palladium Cup, questo triangolare fra Italia, Spagna e Serbia, venerdì, sabato e domenica prossimi. Le informazioni le trovate su www.fipavvicenza.it. Venerdì prossimo ci sarà al palazzetto di Vicenza? Venerdì prossimo certo che ci sarò, per tifare Italia naturalmente. Allora appuntamento anche a tutti voi a Vicenza venerdì sera. Ci vediamo domani sera alla stessa ora, stesso canale. Adesso il prossimo servizio vi spiegherà dove, come acquistare i biglietti e quanti biglietti ci sono ancora a disposizione per questo fantastico triangolare fra Italia, Spagna e Serbia, fra Vicenza e Bassano del Grappa. Arrivederci. La nazionale italiana femminile è al lavoro. Nel prossimo fine settimana a Vicenza e Bassano del Grappa sarà grande pallavolo con Italia, Spagna e Serbia che affilano le lame in vista dell'Europeo di fine mese. Vicenza ha risposto alla grande. Sabato scorso centinaia di tifosi hanno affollato il centro commerciale Le Piramidi nel bell'evento messo in scena e di biglietti per la 3 giorni stanno letteralmente andando a ruba. Prezzi popolari, 7 euro per il ridotto, 10 per l'intero con abbonamento alla 3 giorni che va dai 15 ai 22 euro. Per acquistare gli ultimi tagliandi disponibili è necessario recarsi da Più Sport & Volley a Vicenza, in via Nicolò Vicentino, da Sportler al centro commerciale Le Piramidi, al centro sportivo Palladio o alle nuove piscine Aquapolis di Bassano del Grappa. Vicenza ha già accolto le azzurre alla grande. Che tutte queste ragazzine che mi ricordano possano vedere ancora tante altre cose belle che in queste partite, ecco. La Serbia viene da un momento di forma pazzesca, arrivano dal 3° posto del Grand Prix, quindi una squadra da tenere d'occhio anche in vista dell'Europeo. Sicuramente il nostro obiettivo è il più difficile, cioè riconfermarsi. È ovvio che all'Europeo troveremo squadre di altissimo livello e dovremo fare come sempre il massimo per cercare di vincerlo naturalmente.